Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa sociale Aedis. Gli alberghi diffusi si preparano alla stagione estiva. Buona pratica, fare cooperazione. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Siamo a Cargnacco, sede della cooperativa Aedis, è una comunità residenziale continuativa per i ragazzi. Abbiamo ragazzi minori stranieri e ragazzi minori italiani, che è una cosa splendida anche perché per l'integrità di tutto questo, nel poter scambiarsi le culture e le proprie educazioni. Abbiamo un'equipe fantastica di educatori e di operatori che appunto seguono questi nostri ragazzi con le lezioni di lingua italiana per apprendere appunto il livello di A1 che è necessario per un futuro lavorativo per i nostri ragazzi. Abbiamo un sacco di attività didattiche, facciamo le biciclette, disegnano sul legno, abbiamo un orto e all'interno del nostro orto abbiamo anche il pollaio dove i ragazzi appunto ogni giorno si occupano di questi meravigliosi animali. Abbiamo anche altre comunità, sempre a Pozzuolo del Friuli, a Carpeneto. Abbiamo più o meno la stessa impronta, c'è un orto anche lì, non abbiamo il pollaio, però comunque i ragazzi hanno un sacco di attività, ridipingono i muri, fanno graffiti, hanno attività di tipo anche loro scolastico. Ogni tanto collaboriamo anche con altre associazioni appunto per portarli in giro e fargli conoscere altri ragazzi e altri mondi. Abbiamo un'altra struttura a Pasian di Prato, che è una struttura dove appunto solitamente i ragazzi sono apposta lì per imparare l'italiano, che sono un attimo più indietro rispetto agli altri, e poi abbiamo l'ultima struttura di Udine che è quella appunto sociosanitaria educativa. La cooperativa Aedis è nata nel 2016 a Pasian di Prato, è nata come una piccola cooperativa di 12 ragazzi. Successivamente negli anni ci siamo sviluppati molto velocemente, abbiamo circa 30 dipendenti e sono passati almeno 2000 ragazzi. Tutti questi ragazzi hanno poi successivamente avuto un futuro, i documenti. E collaboriamo con gli enti pubblici, quindi col comune, con la questura, con la prefettura. E abbiamo deciso appunto questa formula di famiglia, di case piccole, non alberghi o strutture grandi, proprio per dare l'idea di famiglia, di casa, di unione e di stare bene insieme, ecco. Gli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia si preparano alla stagione estiva 2021. Un modello di accoglienza turistica che, complice l'attenzione del pubblico alle necessità di distanziamento sociale, ha già raccolto un significativo interesse nel corso della passata stagione 2020, quando, dopo le pesanti perdite dei mesi di giugno-luglio, i mesi di agosto-settembre avevano visto numeri incoraggianti. Distanza, autonomia e il comfort di una vera e propria casa. Sono dunque le carte vincenti che gli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia si preparano a giocare nel 2021. Realtà che, lo ricordiamo, per la massima parte sono società di gestione in forma di cooperativa tra i proprietari degli immobili. Una caratteristica anche questa peculiare ed emblematica del profondo rapporto con il territorio.
Nello specifico la struttura di Udine fa parte del gruppo di strutture di Aedis che accoglie minori, non soltanto minori stranieri non accompagnati ma anche italiani. Udine nello specifico è deputata a fare le quarantene e gli isolamenti dei minori stranieri non accompagnati che arrivano e sono rintracciati nel territorio. La struttura di Udine ha iniziato le attività a fine agosto, grazie soprattutto anche a un impulso dato dal Comune di Udine che ha ritenuto di portarsi avanti con il lavoro e quindi dedicare una struttura all'accoglienza dei numerosi minori stranieri che vengono rintracciati nel territorio. Noi collaboriamo appunto quindi con le istituzioni, soprattutto con il Comune, ma anche ovviamente con tutte le forze di polizia che portano qui i ragazzi quando vengono rintracciati. Noi in collaborazione con l'azienda sanitaria iniziamo il protocollo sanitario adeguato, noi li accogliamo, facciamo noi i tamponi, il primo tampone, i ragazzi a quel punto se viene riscontrata una positività vengono messi in isolamento, se viene invece riscontrata la negatività al tampone continuano la loro quarantena. In questo momento la quarantena è di 14 giorni, verso la scadenza, 13ª, 14ª giornata, viene fatto un tampone finale per quelli che sono in quarantena. Nel momento in cui il tampone si riscontra negativo, i ragazzi escono dalla quarantena e vengono affidati alle strutture definitive residenziali presenti sul territorio. Gli isolamenti invece sono né più né meno come gli isolamenti di tutta quanta la popolazione, quindi ogni circa in 10ª giornata viene fatto un nuovo tampone molecolare. A seconda del risultato la persona può uscire dall'isolamento oppure continua l'isolamento al massimo fino al 21° giorno. Noi qui siamo attrezzati per dividere ovviamente, abbiamo delle zone di isolamento e delle zone invece generali dedicate alla quarantena. Abbiamo tutti quanti gli strumenti medici e sanitari per gestire entrambe le situazioni, come avete visto. Molto semplicemente quest'anno il flusso è già particolarmente significativo, di solito all'inizio dell'anno i riscontri non sono numerosi, noi invece dall'inizio dell'anno viaggiamo già intorno ai 200 ragazzi e quindi sono numeri importanti che preannunciano un anno particolarmente importante dal punto di vista degli arrivi presunti. E noi abbiamo iniziato questa attività quarantena e isolamento da metà maggio ad oggi fondamentalmente noi abbiamo gestito circa 1000 minori. Salve a tutti, è necessario in questa fase vincere la rabbia, la frustrazione, la tendenza all'isolamento per crearci una nuova resilienza. Qual è il ruolo della cooperazione proprio in questa fase? Ne parliamo con il sociologo Claudio Melchior dell'Università di Udine. Professor Melchior, la pandemia ci ha fatto scoprire molti segni di solidarietà ma anche di egoismo e isolamento. Quali di questi comportamenti secondo lei uscirà vincente nel breve o lungo periodo, quindi essendo magari pessimisti o ottimisti? Beh, il futuro non si può conoscere, per cui lo vedremo. Diciamo che di solito in queste situazioni, quando c'è una situazione di crisi, a volte nei momenti iniziali prevalgono gli atteggiamenti aggressivi e competitivi. A medio termine tendenzialmente questo per fortuna di solito non avviene. Dipende anche da come vogliamo cercare di reagire a questa situazione, ovvero se noi vogliamo cercare di ridurre i danni sociali e i costi sociali che in generale questa situazione sicuramente ha creato, l'unica possibilità sono gli atteggiamenti cooperativi. Perché gli atteggiamenti individualistici, gli atteggiamenti, come dire, solipsistici, mi occupo solo di me stesso, mi isolo nel mio castello, ammesso che ce l'abbia, è un qualche cosa che non porta a granché da un punto di vista evolutivo. E io lo dico non per una scelta politica, non perché sto parlando, come dire, di essere da una parte o dall'altra, ma si chiama proprio evoluzione naturale, selezione naturale. Le specie cooperative che cooperano tra loro, che sono in qualche modo solidali, che fanno gruppo, alla fine sopravvivono nella selezione naturale. Le specie aggressive possono avere un breve successo in una fase, ma poi sono destinate a perire. Quindi io mi auguro che
perlomeno a medio termine prevalgano le spinte cooperative. Queste settimane per battere il virus abbiamo ripreso a fare comunità e a rispettare le regole. Può rappresentare questo un nuovo spazio ideale per dare proprio valore alla cooperazione? Beh, il fatto di fare comunità laddove è stato possibile sicuramente sì. Sull'aspetto delle regole è più difficile dal mio punto di vista rispondere. Socrate si uccise anche se riteneva che la sentenza che l'aveva condannato a morte fosse sbagliata. Era un modo per affermare l'importanza delle leggi della polis ateniese. Però io, come dire, a 2500 anni di distanza mi domando se quella era la soluzione migliore per risolvere il problema. Uscendo dallo scherzo, sì, credo che gli atteggiamenti di comunità, come dicevo poi nella domanda precedente, siano quelli che ci possono portare a uscire il meno male possibile, perché non si può dire bene da questa situazione, a uscire il meno male possibile. Questo vale sia nel rapporto tra persone, quindi come noi ci gestiamo rispetto agli altri nel nostro contesto, e vale, se vogliamo, ancora di più a livello politico, per esempio a livello di nazioni. Riflettiamo all'Europa e alla sua coesione. Ecco, quella, se ci fosse, sicuramente aiuterebbe tutti a uscirne meglio. Se non ci sarà, questo creerà dei danni molto più forti. Nel periodo, diciamo, di chiusura, molti di noi, e forse anche dopo, hanno vissuto sentimenti di rabbia, chiusura, isolamento, frustrazione. Ecco, però probabilmente c'è bisogno di una nuova resilienza per passare alle nuove fasi. Quali anticorpi, da un sociologo, dobbiamo coltivare per uscirne meno male, come dice lei? Beh, proprio la capacità di essere resilienti. Resilienza è una parola un po' strana, no? Che viene dalla psicologia, però significa la capacità di riorganizzarsi dopo un lutto e dopo un trauma. Quindi credo che questo è un'altra delle chiavi. Abbiamo detto più volte che è importante l'atteggiamento solidale, che è importante l'atteggiamento di comunità e dobbiamo recuperarlo e tenercelo stretto, perché è quello che ci permetterà di uscire meglio da questa situazione. Però è anche importante avere la consapevolezza del fatto che serve in qualche modo riorganizzarsi. Se l'ambiente cambia, per continuare a essere adeguati all'ambiente, ne parlo sempre in termini di evoluzione naturale, bisogna cambiare. E quindi cerchiamo di elaborare il lutto, cerchiamo di elaborare la difficoltà che c'è a trovarsi di fronte a una situazione differente. Sicuramente il futuro avrà delle difficoltà forti da affrontare. Bene, cerchiamo di esserne consapevoli e partiamo da qui, cioè non andiamo a rimuovere il problema, affrontiamolo. Il mondo è cambiato, almeno in una certa parte è cambiato, cerchiamo di prenderne atto e di riorganizzare noi stessi per cercare di far fronte. Vi dico una cosa finale molto semplice. Noi abbiamo qui in Regione un tessuto di piccole e medie imprese molto vasto. Per una piccola impresa, come dire, reggere a questa situazione non è facile, perché probabilmente non ha accumulato molto, però le piccole imprese hanno la capacità di poter cambiare in una maniera molto veloce e chi di loro riuscirà a cogliere l'attimo di questa situazione e riorganizzarsi, andare in un'altra direzione, beh, per assurdo potrebbe uscirne più ricca e produttiva di quanto fosse prima della crisi. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa di Villanova dello Iudrio è nata 70 anni fa, nel 1950, su iniziativa di alcuni paesani di quel tempo per soddisfare le esigenze dei loro concittadini. Nel corso degli anni abbiamo avuto vari amministratori che hanno innovato la cooperativa e siamo arrivati a festeggiare il 70° di attività.
Abbiamo fatto nel 1999 una importante ristrutturazione dei locali che ci ha portati a raddoppiare una superficie di vendita di 400 metri quadri. Nel corso degli anni abbiamo fatto varie iniziative anche nel sociale. Abbiamo aderito e abbiamo adottato una ragazzina del Perù che l'abbiamo sostenuta con le spese dello studio per vari anni. Negli anni 90 abbiamo iniziato un premio letterario con la collaborazione di Renzo Furlano, un nostro socio, che si chiamava Villa Novella dello Iudrio, e l'abbiamo portata avanti per varie edizioni. Da sempre siamo vicini alle varie attività sociali del paese, sosteniamo la parrocchia di Villanova, le varie associazioni del paese, economicamente, anche se in questi ultimi anni vorremmo fare di più, però i conti non ci permettono. Attualmente abbiamo 5 collaboratori dipendenti e abbiamo il consiglio di amministrazione composto da tutti i volontari, tutti i soci del paese che lo fanno e prestano il loro tempo volontariamente. Siamo in 9, che io rappresento il consiglio di amministrazione. Come fatturato l'anno scorso ci siamo avvicinati ai 800.000 euro annui, chiudendo i bilanci in pareggio. Ecco. Il valore della cooperazione per il territorio, fondamentale. La cooperazione è fondamentale secondo l'esperienza che ho io, per cui è un'opinione personale, ma direi che è supportata da qualche anno di esperienza, perché in territori come i nostri non c'è scelta se non a collaborare sotto ogni aspetto, sotto qualsiasi argomento che riguarda il territorio, dalla messa in ordine dei fiumi, degli acquedotti, dei boschi, al ragionare come gestire il turismo, al fare in maniera che l'economia ci dia quello che ci serve, per cui possiamo parlare di malghe, di tutto quello che riguarda il territorio. La cooperazione, l'andare d'accordo, il cercare, il trovare, l'impegnarsi a trovare l'accordo nella comunità è fondamentale. Punto. La cooperativa di Villanova è sempre stata attenta ai propri clienti e soprattutto anche ai propri soci. Infatti nel tempo abbiamo usato molte iniziative come per esempio dare ai soci una tessera e in base ovviamente al fatturato di quell'anno, quindi il consiglio si riuniva in base appunto all'attivo, al positivo di quell'anno, si decideva una percentuale appunto da ripartire appunto fra i vari soci. Nel tempo abbiamo aumentato anche i nostri soci, ovviamente dai soci fondatori adesso contiamo una cosa come 150 soci, ovviamente non sono singoli ma ci sono delle famiglie dietro. Oltre all'attenzione appunto dei soci e dei clienti, perché speriamo che ogni cliente diventi un nostro socio, siamo molto attenti anche a quello che è il territorio, la nostra zona, per stare vicino ai produttori che insomma collaborano con noi e soprattutto noi collaboriamo con loro, come per esempio i vini della nostra terra, i vini dei produttori di Villanova, i vini dei produttori di Corno, oppure i salumi di Corno, i formaggi di Coderno, di Cividale, i formaggi di Capra, di Santa Maria. Siamo sempre appunto alla ricerca di nuovi prodotti del territorio, ma oltre a questo cerchiamo, quando ovviamente è possibile, cambiare prodotti nel nostro negozio in modo da poter dare a ogni cliente la possibilità di ritrovare i prodotti che fanno più per loro ovviamente.
Il nostro negozio cerca di fornire un servizio a 360 gradi, quindi è aperto dal lunedì al sabato tutto il giorno, e per quanto riguarda la domenica, in particolare la domenica mattina, forniamo il servizio per i giornali, quindi vendiamo i giornali ai nostri clienti. Ultimamente stiamo cercando nuove collaborazioni con le altre cooperative del territorio che come noi sono attenti ai clienti, come appunto comunità, quindi negozio di comunità. Quindi ben venga a tutte le cooperative che come noi vogliono essere vicine ai loro cittadini, ai loro paesani, ai loro clienti e ai loro soci. Noi siamo aperti appunto a queste collaborazioni per un futuro sicuramente di collaborazione, di impegno e di migliorare per tutti.